Assessore Torrenzi, è stato presentato oggi il bando per le imprese culturali, creative e artistiche, una possibilità di supportare i servizi di queste imprese che sono già presenti. Sì, si tratta di un bando per FESR da 700.000 euro su una disponibilità complessiva di 4 milioni per i prossimi anni, il primo bando che si misura con lo sviluppo delle imprese culturali e creative della Regione e che vuole soprattutto non tanto offrire un contributo to court, bensì offrire servizi di incubazione, quindi di sviluppo e di accelerazione delle capacità delle imprese di questo tipo di mettersi sul mercato. È una sfida importante perché sappiamo che la creatività e la cultura sono due asset fondamentali del sviluppo economico del Paese e questo è una prima nostra azione proprio per favorire la maturazione di queste imprese che sono ancora un po' gli arbori dal punto di vista della loro strutturazione. E quindi è un bando molto importante, primo di una serie di azioni e noi ci teniamo molto e siamo molto soddisfatti della grande presenza che oggi ha avuto questo Info Day che ha riempito la sala proprio dandoci conforto che le azioni che abbiamo messo in moto possano essere utili.